Buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla quinta settimana del cammino di Quaresima. Ormai alle porte della grande settimana, la Settimana Santa, che inizierà domenica prossima con la celebrazione delle Palme. Stiamo entrando in quel tempo che per il cristiano rappresenta il cuore della sua vita, il cuore della fede, la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù. Vogliamo allora vivere con maggiore intensità questi giorni, lasciandoci guidare anche dalla parola di Dio, dal Vangelo che ieri abbiamo ascoltato. In esso ci è stato raccontato l'evento straordinario della risurrezione di Lazzaro. Gesù risuscita l'amico morto che già da tanti giorni è nel sepolcro. Mi piace sottolineare come Gesù si faccia accanto alle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, e le consoli, anzi pianga con loro. Dio non è lontano dal nostro dolore, dalla nostra sofferenza, ma si fa compagno anche in queste esperienze dolorose della vita. Soprattutto Gesù però vuole stimolare la fede di queste due donne e anche dei giudei che stanno con loro, che sono attorno a loro. Pone una domanda: credete che io sono la risurrezione e la vita? E quando le due sorelle rispondono sì Signore, noi crediamo che tu sei il figlio di Dio, Gesù invita Lazzaro ad uscire dal sepolcro. E Lazzaro esce ancora bendato, ancora con le mani e i piedi legati. Anche a noi Gesù dice: esci dai tuoi sepolcri. Quanti sepolcri anche noi viviamo nella nostra vita, quante zone d'ombra, quante situazioni difficili nelle quali magari ci troviamo immersi e dalle quali vorremmo liberarci. Pasqua è anche questo. Gesù si fa vicino alle nostre situazioni difficili e ci invita a liberarci da tutto ciò che ci impedisce di essere liberi, di essere veri. Allora, in quest'ultima settimana, vogliamo davvero chiedere a Lui la forza di liberarci da tutto ciò che ci impedisce di essere autentici, di essere veri, di vivere la nostra vita con quella armonia, con quella gioia, con quella freschezza che è propria della primavera. Vi consegno un'immagine per questa settimana. Guardate la magnolia che c'è nel giardino della nostra scuola. Ogni autunno, ogni inverno, questo albero sembra morto, sembra non essere più capace di dare fiori e poi improvvisamente esplode di colori e di profumo. La presenza di Gesù nella nostra vita permette tutto questo. Anche noi a volte sembriamo degli alberi un po' sterili, incapaci di bellezza e di profumo, ma la sua presenza ci dà la possibilità di risplendere e di ritornare belli, proprio come questa magnolia. Guardando ad essa allora, vogliamo affidarci a Gesù, chiedendo il suo aiuto, chiedendo di dire anche a noi: esci dal tuo sepolcro. Buona giornata e buona settimana, che il Signore ci accompagni verso Gerusalemme, verso la sua Pasqua. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.